Figucciac. Da questo punto osserviamo dall'alto lo spazio irregolare dell'esedra, vediamo Potresti indicarla bene. la parte dell'esedra che abbiamo questo lato qui a sinistra molto articolato, mentre è abbastanza caratteristico e singolare proprio al Domus dei Giganti, cioè il Tombo dei Giganti, quello di destra. Abbiamo la fronte, abbiamo l'istello e abbiamo la parte superiore dove possiamo osservare benissimo i tre fori che dovevano contenere i bettilini, e sono anche questi la caratteristica essenziale della tomba dei giganti della civiltà archeologica, tomba collettiva. Ecco perché qui noi abbiamo un unico ambiente all'interno, piuttosto vasto, di forma subcircolare, che è adatto a contenere molte sepolture. Guardando verso la sinistra potete osservare anche il tumulo come si sviluppa verso l'interno, ma prima di avvicinarci al tumulo diamo uno sguardo ai fondi di queste Domus Deianas preesistenti. Osservate qui attentamente, abbiamo esattamente proprio l'angolo della cella, una prima cella, forse possiamo ipotizzare l'ingresso, un portello d'ingresso, abbiamo un'altra cella, osservate qua come abbiamo le reseghe, lo spazio per il portello che ci porta all'ambiente successivo. Questi naturalmente sono solo i fondi, perché ad un certo punto nella civiltà nuragica la Domus Deianas non ha più ragione di esistere, perché viene sostituita dalla tomba dei giganti, quindi tomba collettiva, perciò ampi spazi, in questo caso circolare.